32 punti nel girone di ritorno tra risse, punti di penalizzazione prima inflitti e poi revocati ed esoneri. Il Cagliari centra un miracolo sportivo sotto la guida di Davide Ballardini. La stagione 2007-2008 del Cagliari è sicuramente una delle più iconiche della storia del club rossoblu, anche perché conclude il girone d'andata ultimo a soli 10 punti, con ben 7 lunghezze indietro rispetto alla terzultima, e riesce poi con un grandissimo girone di ritorno a salvarsi addirittura con una giornata d'anticipo. Ovviamente la partita più iconica di quel campionato è sicuramente quella che dà il via alla rimonta del Cagliari, che è ovviamente Cagliari-Napoli 2-1, ma facciamo un passo indietro e vediamo come ci siamo arrivati a quella partita. Come abbiamo visto nella scorsa stagione, il Cagliari e Cellino ovviamente stava iniziando a progettare la cessione dei grandi giocatori, dei grandi attaccanti delle ultime stagioni, quindi Suazo, Esposito e Langella. E i tempi, secondo Massimo Cellino, sono ormai maturi, quindi Esposito viene ceduto alla Roma, Langella viene ceduto all'Atalanta, anche perché è stato confermato Marco Giampaolo che non vedeva Antonio Langella come un giocatore adatto al suo stile di gioco, e parte anche David Suazo che viene ceduto all'Inter per una cifra anche abbastanza importante, perché comunque Suazo va all'Inter per un conguaglio di circa 18 milioni di euro. Oltre ai 3 pezzi pregiati che partono per quella stagione, ne partono anche altri. Per esempio parte Andrea Capone che si svincola, parte Chimenti, anche lui svincolato, arriverà anche a fine prestito Gabriel Peñalba, che non è riuscito a incidere come abbiamo visto l'anno scorso. Vedremo anche che inizierà a fare capolino a Cagliari, anche se poi tornerà dopo diversi anni e dopo vari anni di gavetta, Marco Sau, che verrà ceduto in prestito al Manfredonia. Si svincoleranno anche Leonardo Colucci e Alessandro Conticchio, e ci saranno i fine prestiti anche di Simone Pepe e il prestito di Simone Aresti, che andrà alla Pistoiese. Per colmare le partenze di questi giocatori importantissimi, chi più chi meno, per la rosa del Cagliari, per sostituire i 3 attaccanti arriveranno Matri, Acquafresca e Larrivei. Più arriverà anche Pasquale Foggia in prestito dalla Lazio. Acquafresca arriverà in comproprietà con l'Inter, mentre Matri arriverà dal Rimini in comproprietà col Milan. Mentre Joaquin Larrivei, El Bati, pupillo di Massimo Cellino, arriverà dall'Huracan. Arriverà anche lo svincolato Michele Fini, come abbiamo visto negli episodi precedenti quando si affrontava l'Ascoli. Arriverà però da svincolato Michele Fini. Il portiere invece che arriverà sarà Marruocco dal Foggia, e arriverà in prestito dalla Roma anche Magliocchetti. Quindi, confermato Marco Giampaolo, il Cagliari parte anche forte, perché alla prima giornata si trova il Napoli e il Cagliari vince a Napoli in trasferta. Quindi il Cagliari, diciamo che cambia marcia, perché vince in trasferta contro una squadra che comunque sta iniziando a acquisire valore nella Serie A di quegli anni. Andranno in gol Alessandro Matri subito sull'assist di Michele Fini, e poi Pasquale Foggia, lui napoletano doc, che non avrà nessun problema a realizzare il calcio di rigore contro la squadra comunque della sua città, ma non esulterà per rispetto dei tifosi del Napoli. Alla seconda giornata il Cagliari è ancora ottimo nella prestazione, perché riesce ad andare in gol 2 volte con Pasquale Foggia con 2 calci di rigori contro la neopromossa Juventus. Neopromossa perché, ricordiamo, aveva fatto il campionato scorso in Serie B a seguito delle vicende di Calciopoli. Però la spunterà la Juventus, perché con i suoi 3 gol poi la partita finirà per 3-2. Nelle successive giornate però il Cagliari riuscirà a centrare una sola vittoria, 2 pareggi e ben 4 sconfitte. In queste
giornate di campionato si arriverà anche al 24 ottobre 2007. Che cosa è successo il 24 ottobre 2007? Anche perché è un mercoledì. Quindi che cosa può essere successo un mercoledì? Non c'è un turno infrasettimanale, ma succede qualcosa durante l'allenamento, e cioè che Davide Marchini, l'eroe della passata stagione, delle ultime giornate della passata stagione, va a contrasto un po' troppo veementemente con Pasquale Foggia. C'è un piccolo battibecco tra i due, si arriva addirittura quasi alle mani, tanto che Giampaolo sospenderà l'allenamento, chiuderà l'allenamento in anticipo a causa di questa lite. La giornata successiva il Cagliari è di scena a Bergamo contro l'Atalanta, ma la squadra, di cui si fa portavoce ovviamente il capitano Diego Lopez, opta per la non convocazione di entrambi i giocatori per evitare scompigli all'interno dello spogliatoio in clima partita. Quello che poi succede successivamente, quindi lunedì dopo la partita, succede che, a quanto riportato da Davide Marchini, parte lesa della questione, adesso vediamo il perché, pare che fosse seduto in un bar a Cagliari con Robert Acquafresca. Pare che siano arrivati Pasquale Foggia con un suo amico, un tifoso del Napoli, a quanto pare, o comunque una persona con uno spiccato accento napoletano, e che si siano seduti allo stesso tavolo con Marchini e con Acquafresca. Ora, Marchini prese magari il fatto che Pasquale Foggia si fosse accomodato a quel tavolo con loro come magari un tentativo di riappacificazione, o comunque un tentativo di appianare le divergenze che si erano create negli ultimi giorni. Fatto sta che arriva a un certo punto e Pasquale Foggia chiede a Robert Acquafresca di seguirlo fuori dal bar. Quello che succede dentro il bar pare, poi bisogna vedere perché le due campane sono state dalla parte dei testimoni molto negligenti e dalla parte di Davide Marchini parte lesa, potrebbero essere anche condizionate, anche se molte cose vanno a favore di Marchini. Perché che cosa è successo? Pare che questo amico o comunque tifoso napoletano, questo conoscente di Pasquale Foggia, abbia tirato prima un cazzotto a Davide Marchini e poi abbia tentato di continuare a malmenarlo con una sedia in ferro. Marchini è riuscito a guadagnare la fuga e si è precipitato nell'appartamento di Alessandro Budel, che si trovava non molto distante da quel bar. Alessandro Budel ha aperto la porta e si è trovato Marchini in sangue e particolarmente agitato, in preda quasi a una crisi di panico, impaurito. Lo accompagnerà al pronto soccorso e la prognosi sarà di un naso rotto e di 4 punti nella mano per un taglio particolarmente profondo. Quello che succederà poi però è che la società, contando che Foggia è stato un grande investimento e che si stia guadagnando anche la nazionale in quel periodo, quindi oggetto di grande lustro per la società, pare che la giustizia sportiva archivi il caso, il Cagliari cerchi di affossare la questione e che quindi, diciamo, prenda le parti di Pasquale Foggia, anche se poi c'è da dire che nel 2013, quindi anni dopo, quando Davide Marchini porta la questione nella giustizia ordinaria, alla fine verrà data ragione a Davide Marchini e verrà condannato questo fantomatico amico di Pasquale Foggia a un risarcimento di circa 200.000 euro per danni fisici e morali. Quello che però, diciamo, è il brutto della questione è che il Cagliari abbia tentato, quindi di conseguenza Massimo Cellino con la sua influenza, perché tanto tutto da lui, come abbiamo visto nel bene e nel male, tutto da lui doveva passare, pare che abbia affossato la questione per evitare di far perdere comunque, o di perderci sull'investimento su Pasquale Foggia. Infatti che Marchini, tanto che Davide Marchini verrà prima allontanato e messo fuori rosa con la promessa di essere ceduto, e poi verrà però addirittura, gli era stato concesso di allenarsi a parte, ma poi gli verrà addirittura precluso l'ingresso a Seminello, al centro sportivo. E Marchini ovviamente rimarrà molto male di questa situazione, anche perché dopo l'anno precedente in cui era tutto rose e fiori, se non di più, a ritrovarsi a passare da beniamino a indesiderato è sicuramente una cosa brutta, perché è brutta. Quindi
Archiviato la questione Foggia-Marchini, che era una lite che al periodo aveva fatto anche abbastanza rumore, però poi era stata oscurata dalla grandissima salvezza del Cagliari, che vedremo adesso. Cosa succede però? Nelle successiva giornata, dopo la partita con l'Atalanta, il Cagliari perderà per 3-0 in casa contro la Sampdoria, una partita in cui il Cagliari sbaglia tutto quello che può sbagliare, però viene data comunque ancora fiducia a Marco Giampaolo. Addirittura con Massimo Cellino che rassicura Giampaolo che il suo posto non è in discussione, quindi sarà ancora lui l'allenatore del Cagliari. Quello che succede 5 giorni dopo è che Roma-Cagliari viene rinviata perché ci sono degli scontri e rimane, se non sbaglio, ucciso anche in questa situazione un civile, però questa volta. Quindi viene rinviata Roma-Cagliari e vengono dati 2 giorni liberi alla squadra. Cellino non sopporta il fatto che la decisione di dare 2 giorni liberi alla squadra sia stata presa senza che lui venisse messo al corrente della situazione. Questo tanto gli basta per esonerare Marco Giampaolo in tronco. Marco Giampaolo se ne va e richiama Nedo Sonetti. Con Nedo Sonetti addirittura il Cagliari va peggio, perché nelle 6 partite che allenerà, in cui si sederà in panchina Nedo Sonetti, che intanto solleverà dalla titolarità il portiere Marco Fortin per inserire il nuovo acquisto Marruocco, e stendiamo un velo pietoso, e tra la 12ª e la 17ª giornata, compreso il recupero di Roma-Cagliari, avrà 5 Sonetti totalizzerà 5 sconfitte e un solo pareggio, quindi un punto in 6 partite. Il 5-1 di Firenze, che è l'ultima in ordine temporale della esperienza, l'ennesima esperienza di Sonetti sulla panchina del Cagliari, costerà anche a lui la panchina. Quindi Cellino cosa fa? Si rende conto che forse era meglio continuare con Marco Giampaolo, perché il Cagliari comunque riusciva a fare qualche punto e esprimeva un buon gioco, e tenta di richiamare per l'ennesima volta Marco Giampaolo a sedersi sulla panchina del Cagliari. Ma Marco Giampaolo stavolta dice di no, o meglio, delega al suo legale di rispondere al richiamo del tecnico sulla panchina del Cagliari con una nota legale in cui dirà alla società che, cosciente del fatto che sarà impegnativo economicamente e lesivo economicamente per l'allenatore non ottemperare ai doveri del contratto, ma lui non torna a Cagliari per una questione di principio, perché non può essere preso e mandato via e richiamato a piacimento del presidente. Quindi Cellino praticamente si trova quasi in una situazione disperata, perché siamo alla 17ª giornata, mancano 2 giornate alla fine del girone di andata, il Cagliari si trova in una situazione di classifica decisamente scandalosa perché è ultimo a 10 punti, e quindi alla fine si affida a chi a Cagliari c'era già stato ma non aveva ottenuto neanche una vittoria nella sua precedente esperienza, e cioè Davide Ballardini. È una scommessa che poi vedremo vincerà a mani basse, ma penso che ci sia anche una grandissima botta di culo nel richiamare Ballardini e per poi quello che è successo. In ogni caso, le prime 2 giornate di Davide Ballardini sulla panchina del Cagliari, che tra l'altro Ballardini è stato chiamato da Massimo Cellino perché la sua intenzione, vista la condizione di classifica del Cagliari, la sua intenzione era quella di prepararsi già alla squadra per la Serie B dell'anno prossimo, quindi praticamente far fare l'ultima parte di campionato a Davide Ballardini in modo che potesse già iniziare a prepararsi la squadra per un'immediata risalita dalla Serie B per l'anno successivo, e magari tentare anche di valorizzare qualche giocatore che sarebbe potuto partire con un buon plus valore. Quello che succede è che intanto per le ultime 2 giornate del girone d'andata i programmi vanno secondo quello che Cellino voleva, e cioè il Cagliari perde contro Udinese e Reggina, e quindi il Cagliari si trova definitivamente al giro di boa con 10 punti a -7 dalla zona salvezza. Quindi diciamo che con Ballardini arriveranno anche col mercato invernale già dei profili che saranno utili per l'anno successivo in Serie B. Infatti arrivano Geda, che comunque arriva dal Rimini e ha grande esperienza del campionato di Serie B, arriva Marco Storari, un ottimo portiere che arriva dal Levante in cui non sta trovando spazio, e poi arriva un giocatore che sta facendo tribuna in Serie C ma ha un peso specifico a Cagliari decisamente importante, ed è Andrea Cossu. Perché ha un peso specifico importante? Perché Andrea Cossu è uno sconfolz,
quindi è un membro del tifo organizzato della curva nord del Cagliari. Questo per cercare di tenere un po' a bada, diciamo, il tifo e quindi la tifoseria, per tenere un po' a bada gli umori della tifoseria. Partono invece Fortin e Marruocco, oltre che Bizera ed Agostino, che è stato impiegato poco in questa stagione. E arriviamo così alla prima giornata di ritorno del campionato 2007-2008, dove arriva la svolta. Perché? Allora, intanto apriamo la parentesi che ho preparato per tutti gli episodi precedenti, e cioè, io quando sono andato allo stadio sono andato a vedere Cagliari-Torino, Cagliari-Sampdoria, 0-0 entrambe. Poi sono andato a vedere Cagliari-Regina, perso 2-0. Vado allo stadio di nuovo dopo un anno. E in che partita devo andare a vedere il Cagliari? Proprio Cagliari-Napoli. Io ero lì. Ora, una partita agonica. Non finiva mai, era una sofferenza. Al 58esimo minuto poi segna Marek Hamsik e quindi diciamo vabbè, è una squadra di livello, c'ha dei giocatori anche abbastanza importanti, quindi ci può stare. Pazienza. Quando poi vediamo che il Cagliari, quando inizia ad arrivare l'80esimo, 85esimo, inizia a spingere, ma spingere e a essere anche sospinto dal pubblico, noi compresi. Io ero in tribuna con i biglietti a €1 che ci davano con la scuola, pensate, ero in terza media. Arriviamo ed è cioè, solo a ripensarci è prima la traversa di Foggia con la deviazione di Gianello, e lì iniziavamo a dire tra di noi, io ero con mio padre e altri miei 3 compagni di classe di scuola, e iniziavamo a dire ecco Dendi, Duvadeusu. Quindi tradotto, se c'è qualche non sardo che mi guarda, sta cuocendo, sta arrivando il gol del pareggio. Finché poi Geda prende palla, si accentra, calcia, Gianello respinge, arriva Matri ed è 1-1. Apoteosi del pubblico, ovviamente noi compresi, iniziamo a esultare, ma mancano ancora 2 minuti. E quindi, presi dall'entusiasmo lì, continuiamo a spingere e a tifare. Non eravamo soddisfatti, il pareggio non bastava, non era sufficiente, perché la forza che si rimbalzava tra spalti e campo e la grinta che stavano mettendo i giocatori in campo aveva alimentato questo circolo vizioso di energie che poi ha dato vita a quello che effettivamente è successo. Quindi il Cagliari si lancia in avanti, rimessa laterale, palla per Foggia che viene atterrato, calcio di punizione, ultimo minuti, tutti in the box, la palla arriva dentro e Conti la tocca quel tanto che basta di testa per segnare il 2-1 finale. E lì è stato una cosa stratosferica, anche perché è stata una delle prime volte che ho visto mio padre con le lacrime agli occhi. È stato una cosa senza parole, è impossibile da raccontare, impossibile da spiegare, perché eravamo, non so quante persone eravamo, 20.000, 22.000 persone, perché comunque lo stadio era abbastanza pieno, contando che c'erano le tribune in ferro. Ma paradossalmente c'era un frastuono assordante, ma per come me lo ricordo io non sentivo nulla. C'era silenzio, solo gente che correva, che si abbracciava, che saltava, però non ricordo la parte sonora. È, non lo so, un paradiso, è una cosa paradisiaca, un'emozione incredibile. E non sarà neanche l'ultima che vivrò allo stadio per quella stagione, lo vediamo dopo. Quindi il Cagliari con la rimonta stratosferica, con un Cellino che è da spettacolo, perché inizia a inveire davanti alle telecamere senza sapere di essere inquadrato ovviamente contro i napoletani. Il Cagliari lì decide che si sarebbe salvato. Lì è il momento esatto in cui il Cagliari decide che si salva, perché poi la giornata successiva il Cagliari non è che smette di giocare male, è stata una parentesi, una reazione di orgoglio, ma il Cagliari gioca, infatti va a Torino contro la Juventus e pareggia, addirittura passa in vantaggio con un gol di Paolo Bianco, verrà però poi raggiunto subito un minuto dopo da Pavel Nedved, ma la partita finirà 1-1 e quindi un altro punto importante. E un altro punto importante arriverà la giornata successiva contro il Parma, 1-1, con il gol di Geda, e di nuovo 2 minuti dopo stavolta pareggerà Reginaldo. Poi si va a Palermo e si perde per 2-1, Palermo che tra l'altro sta iniziando a preparare la squadra per quello che poi farà nella stagione 2009-2010, e poi vado di nuovo allo stadio. Stavolta c'è
in programma Cagliari-Napoli, Cagliari-Lazio. Cagliari-Lazio che è una partita bloccatissima, 0-0 fino all'89esimo minuto, quando un cross dalla sinistra, apparentemente anche abbastanza innocuo, abbastanza tranquillo, arriva Alessandro Matri di testa, la gira, una girata di testa tra l'altro bellissima, la gira, la mette sul palo lontano, Ballotta è battuto, 1-0 all'89esimo e il Cagliari si porta a casa i 3 punti. E anche lì emozione indescrivibile, era quasi finita la partita, mancavano solo i minuti di recupero e ho avuto la fortuna di esserci anche per quella, sempre in tribuna, bellissimo, fantastico. Per quello poi dico, ne è valsa la pena dover aspettare anni per vedere il primo gol del Cagliari allo stadio e per vedere per la prima volta il Cagliari vincere allo stadio, perché dopo lo 0-0 con la Samp, lo 0-0 col Torino, la sconfitta per 2-0 con la Reggina, le 2 successive partite sono state il 2-1 nei 4 minuti di recupero contro il Napoli e l'1-0 all'89esimo contro la Lazio. Meraviglioso, tra l'altro visto in tribuna, quindi con una visuale bellissima. Però il Cagliari comunque, diciamo che non è uno squadrone, quindi ci sta che abbia anche qualche battuta d'arresto, come succede per esempio a Siena, dove perdiamo. Però in casa continuiamo a vincere e a convincere, perché battiamo anche il Genoa per 2-1, dove segna Lucarelli, ma poi un gol di Acquafresca, che tra l'altro sarà il grande bomber del finale di stagione con 8 reti, Robert Acquafresca. Con il gol di Acquafresca e l'autorete di Rubigno, il Cagliari vincerà per 2-1 anche contro il Genoa. Ed è anche in questa giornata che il Cagliari comunque occupa ancora l'ultima posizione, è in questa giornata che al Cagliari verranno inflitti 3 punti di penalizzazione per delle vicende relative a un contratto e a un licenziamento di un avvocato o comunque di una persona che fa parte dello staff, perché ha fatto causa, pare che il Cagliari abbia depositato gli atti del licenziamento al Tribunale del Lavoro, ma gli siano stati contestati e comunque per queste inadempienze contrattuali per cui il Cagliari subisce causa, gli vengono inflitti 3 punti di penalizzazione. 3 punti di penalizzazione che quindi bloccano il Cagliari a 18 punti. Nella giornata successiva il Cagliari perde anche a Catania per poi, diciamo, iniziare l'allungo decisivo per tornare nella zona salvezza, perché vince 3-0 con una doppietta di Acquafresca e un gol di Geda contro il Torino. Poi vince per 1-0 anche contro l'Atalanta con un rigore di Robert Acquafresca, riesce a pareggiare, anzi subisce il pareggio a Marassi contro la Sampdoria all'ultimo minuto di Franceschini dopo che era passato in vantaggio al 41esimo con Pasquale Foggia, e poi vado di nuovo allo stadio. Terza volta che vado allo stadio, non vedo il gol del vantaggio del Cagliari, perché gol dell'1-0 che tra l'altro non ho visto perché sì, ero allo stadio, ma ero in una posizione di tribuna in cui davanti avevo proprio la panchina, quindi ero totalmente giù, e non ho visto il gol del vantaggio del Cagliari. Cagliari-Roma 1-1, gol del vantaggio segnato da un'autorete di Ferrari, che io non ho visto solo dopo in TV, e poi il pareggio, che però quello ho visto benissimo perché era una punizione di Francesco Totti. Ed è un pareggio quello che vale 4 punti. Perché vale 4 punti? Perché in quella settimana al Cagliari vengono anche tolti i 3 punti di penalizzazione che gli erano stati inflitti. Quindi con il pareggio contro la Roma per 1-1 il Cagliari fa un salto in avanti, arrivando ad agganciare la terzultima posizione a pari punti con altre 3 squadre che sono Catania, Livorno e Parma. Subito dopo il Cagliari deve andare purtroppo però a giocare a San Siro, e va a giocare a San Siro contro il Milan. Il Cagliari ovviamente perde per 3-1, ma subito dopo il Cagliari riesce a vincere in trasferta ancora contro il Livorno per 2-1 con una doppietta di Robert Acquafresca dopo che Galante aveva aperto le marcature al secondo minuto. Subito dopo c'è ancora una vittoria in casa, stavolta contro l'Empoli per 2-0. Con la partita me la ricordo bene perché dopo il gol di Acquafresca segna Fini, che è già ammonito, fa un gol bellissimo, colpo di testa di Matri e botta di Fini sotto l'incrocio. Il punto è che Fini si toglie la maglia, è già ammonito, se ne rende conto e viene espulso. Però con questa vittoria il Cagliari va addirittura a più 5 sulla terzultima, ma deve andare di nuovo a San Siro, stavolta per giocare contro l'Inter, e perde per 2-1. Gol di Cruz e di Materazzi, Biondini segnerà, accorcerà le distanze al 90esimo, e quindi con questa sconfitta il Cagliari si trova a soli 2 punti
davanti alla terzultima. Questa partita non mi ricordo se ero allo stadio oppure no, perché Cagliari-Fiorentina io l'ho visto, ma non mi ricordo se era quest'anno o l'anno successivo. Cagliari-Fiorentina 2-1, gol di Geda e di Conti, accorcerà le distanze Santana. Con questa vittoria il Cagliari va addirittura a più 4 sulla terzultima e ha il match point per la salvezza nella giornata successiva a Udine. La salvezza a Udine arriva con il gol di Acquafresca e il gol del giocatore che era stato preso, come dirà Massimo Cellino in un'intervista dopo aver ceduto il Cagliari. Cosu era stato preso per scherzo addirittura. Così definirà l'acquisto di Cosu in questa stagione Massimo Cellino. Cosu era stato preso per scherzo e invece poi ha salvato il Cagliari. Perché segnerà proprio Cosu, ma le sue prestazioni durante tutto il girone di ritorno saranno fondamentali per il gioco del Cagliari. Cosu diventerà un perno del Cagliari. Tanto che poi negli anni successivi, insieme a Biondini, arriveranno addirittura a vestire la maglia della nazionale. Comunque il Cagliari vince a Udine con un 2-0 e si guadagna una salvezza che all'inizio girone di ritorno sembrava impossibile e invece riesce a salvarsi incredibilmente. L'ultima giornata c'è ancora lo spazio per un 2-2 contro la Regina e lo spazio è per il primo gol con la maglia del Cagliari di Joaquin Larrivei, che per tutto il campionato si è trovato a giocare, a poter giocare, avere la fiducia degli allenatori, ma a non segnare praticamente mai fino all'ultima giornata. Larrivei che sarà anche oggetto in occasione proprio della partita contro la Lazio in cui Matri segnerà il gol dell'1-0, Matri che prenderà proprio il posto di Larrivei con Ballardini che si era praticamente intestardito sul far giocare Larrivei e non Matri, che aveva delle medie gol molto più importanti, tanto che ogni volta che i giornalisti andavano a chiedere a Ballardini se giocasse Matri o Larrivei, se giocasse Matri davanti al posto di Larrivei, arrivò alla conferenza stampa prima di quella partita in cui Ballardini dirà che giocheranno Larrivei per 11 volte, come se fosse Larrivei per tutta la squadra, o comunque l'unico nome che interessava ai giornalisti. Larrivei segnerà il suo primo gol all'ultima partita di campionato e curiosamente poi segnerà anche il primo gol della stagione successiva, ma la stagione successiva la vedremo nel prossimo episodio e vi giuro che non l'ho preparato, ma questo episodio sta uscendo proprio il giorno prima di Cagliari-Napoli stagione 2024-2025, per cui ho preso i biglietti e sono in curva sud però quindi ho preso i biglietti per Cagliari-Napoli. L'ultimo Cagliari-Napoli che ho visto è questo. Speriamo porti fortuna. Sono a fianco al gabbiotto dei napoletani, quindi questo potrebbe essere anche l'ultimo video che faccio, chi lo sa, non si sa che cosa potrebbe succedere. Speriamo bene. E quindi niente, il Cagliari ottiene una meravigliosa salvezza insperata con Davide Ballardini, che però non rimarrà a Cagliari. La prossima stagione arriverà un allenatore che ha già vestito la maglia del Cagliari da giocatore e farà decisamente bene nei 2 anni in cui rimarrà a Cagliari. Lo vediamo nella prossima puntata, il Cagliari 2008-2009 di Max Allegri. Quindi per adesso ci salutiamo. Vi ringrazio per avermi seguito sino a qua, anche se credo che sarete pochi quelli che sono arrivati sino a qui. Per chi vuole mettere un commento inerente, mettete un commento inerente ai vostri ricordi di quella stagione, che so che saranno tanti quelli che si ricordano quella meravigliosa stagione. Quindi io vi ringrazio, lasciate un like, condividetelo con un tifoso del Cagliari, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché il 70% di chi guarda i miei video, come dicono le statistiche che YouTube mi manda, il 70% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale, quindi iscrivetevi così magari posso farlo più tranquillamente, questo progetto lo posso portare avanti più tranquillamente. E quindi niente, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!